Bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, io sono Gualt. Milan-Napoli finita 0-1. Milan-Napoli finita 0-1. Mamma mia, voglio, mamma mia. Prima di iniziare il video, dato che lo so, tutti gli insulti eccetera. Il gol, l'ultimo, annullato. Per me, per come intendo io il calcio, quello è gol per il Milan. Perché Giroud non si muove, che può fare? Può sparire? Detto ciò, per quanto mi riguarda io avrei dato anche il fallo su Juan Jesus che salta col gomito così sul collo qua. Quello per me, se butti a terra il giocatore, quello è fallo. Detto ciò, se però quello non lo conti come fallo, quindi l'arbitro ha detto fuori gioco, posizione attiva eccetera, è vero che ostruisce un po' Juan Jesus che si stava per rialzare eccetera, ma là Giroud che deve fare? Deve morire? Per me quello è gol. Credo di avervi dato la premessa. Detto ciò, parliamo della partita. A parte che io l'avrei pronosticato 0-1 gol di Elmas, a parte questo. Napoli che sa soffrire, Napoli secondo me è bello, Napoli rimaneggiato ma bello, tranne alcuni che non mi sono veramente piaciuti, tipo Petagna, che io voglio un bene dell'anima, ma Petagna veramente non si può vedere in mezzo al campo, non si può vedere, non fa niente, non riesce a far salire la squadra, non riesce a buttarla dentro, per tirare ci mette 45 minuti, Petagnone che fa? Petagnone che fa, ma per il resto, per me Zelinski e Elmas migliori in campo. Fase difensiva, Rachmani è diventato un giocatore spaziale. Spaziale. Oggi Juan Jesus ha giocato benissimo, ovviamente Ibra lo sovrastava fisicamente benissimo. Anghissà con quel retropassaggio, Anghissà mi ha fatto perdere 14 anni di vita, mi ha fatto perdere. 14 me ne hai fatti perdere. Ma come si fa? Meno male che Ibrahimovic si è drogato. Meno male. Meno male. Ottima partita sia di Malquit che di Lorenzo. Malquit secondo me sta ancora correndo su quella fascia. Lozano, buona partita, per me da 6. Nel senso, per me da 6. A parte che io non voglio vedere le partite su DAZN col commento, cioè avete messo Napoli-Milan col commento di Ambrosini, Waiu. E dai, ma che vuol dire? Per me è veramente vergognoso. Vergognoso. Però, vabbè, tralasciando questo. Oggi devo fare i complimenti al Napoli. Complimenti, si vede che Anghissà e Demme non stanno in condizione, si vede tantissimo, tutti e due oggi per me sotto la sufficienza. Entra, come lo chiamo io, Lobototka oggi ha fatto un partitone. Da quando è entrato oggi Lobototka ha fatto un partitone. Un partitone. Napoli che sa soffrire, Napoli che sa ripartire, Napoli che sa giocare la palla e Napoli che si merita questa vittoria. Perché è vero che il Milan ha avuto occasioni, qualche occasione ce l'ha avuta pure il Napoli, ma in queste partite così chiuse, chi la butta dentro una volta di più merita. Poi vi ripeto, non credo sia uno scandalo il gol annullato. Io personalmente l'ho dato, perché per me quella non può essere mai posizione attiva. Nel senso, è vero che ostacola Juan Jesus, però per me, per come intendo io il calcio, di contatto, cose, quello non è rigore, però purtroppo siamo abituati a un calcio che non è più fatto così. Quindi andare a rivedere al bar, l'arbitro era pure sicuro. Poco da dire. Mamma mia che partita, sono felicissimo. Ora secondi. Era importante non perdere altro terreno dal Milan, secondo me. Era importante riacciuffarli lì. Sono posto recuperare 3 punti sull'Atalanta che ha perso contro la Roma. Oggi partita fondamentale. Dobbiamo vincere le altre. Con l'Empoli non si può andare a perdere perché sei proprio stupido. Sei stupido. Mentalmente sei stupido se vai a perdere con l'Empoli. Però io non so che dire, ragazzi. Io veramente sto ancora troppo in estasi. Mamma mia. Mamma mia, che bello. Che bello. Grazie Napoli. Grazie. Con tutte queste assenze, con miliardi di assenze, siamo riusciti a fare un qualcosa di clamoroso. Grazie, grazie, grazie.